Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto particolare al Presidente Letta, al Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Pansa. Dico con verità che io terrei a parlare di quello che è accaduto, perché oggi noi siamo qui a celebrare l'anniversario di una tragedia unica nel suo genere. Vale la pena di ricordare che siamo qui a ricordare la morte di 1910 persone, un terzo delle quali mai sono state ritrovate, un terzo mai riconosciute, come ci ricorda il Sindaco, persone che hanno vissuto questa tragedia assieme ai loro familiari e ai molti superstiti che ci sono stati. La storia della Polizia di Stato ci dà un quadro di cosa è accaduto in quella notte. Il 9 ottobre del 1963 alle 22:39. Per noi resta indelebile questa data, questo orario e questa storia, che ha un po' lambito la storia degli italiani, in particolar modo dei veneti e dei cittadini di questa provincia. Presidente Letta, prima c'era una valle lì, non c'era quella diga che viene anche stilizzata nello stemmino, nel logo di queste celebrazioni, c'era una bella valle. C'era una giornalista, Tina Merlin, famosa giornalista che io ho definito ambientalista ante litteram, che diceva: questa valle qualcuno la sta trattando come un catino da riempire d'acqua. E i cittadini, le popolazioni di quella valle denunciarono da subito l'assurdità di questo progetto. Questa è la storia di un'opera pubblica, o meglio di un'opera che non si doveva fare. Poi è stata realizzata per motivi economici, per motivi politici. Qualcuno, lo dicevo anche in uno dei miei discorsi, l'ha definita una tragica fatalità. Non è mai stata una fatalità. La popolazione sapeva che quel monte, che peraltro si chiama Monte Toc, che in Veneto vuol dire pezzo, e quindi già la genesi della parola ci dava un'idea che la geologia faceva la sua parte, quel pezzo di montagna è caduto nella diga. Per dare una dimensione, lo dico soprattutto qui oggi, magari per la prima volta, e sente parlare di questa tragedia nei particolari tecnici, stiamo parlando di un pezzo di montagna, o meglio di una montagna, con un fronte di 2 km, una profondità di 500 metri, un'altezza di 400 metri. Chi si è addimentato nel calcolare la possibilità di trasportare questa massa di terra e detriti che è caduta nella diga, che ha creato l'onda, ha calcolato che ci vorrebbero 100 camion per 700 anni, per 7 secoli, scusate, per riuscire a trasportare tutta questa massa fuori dall'invaso. E Tina Merlin diceva: non basta piangere, dovremmo anche fare in modo di far tesoro di questa esperienza. E voglio ricordare che oltre ai superstiti, alle famiglie, a tutti quelli che hanno partecipato, i tanti volontari, perché qui nasce la protezione civile, in questo contesto, che è la protezione civile delle mani nude, perché ricordiamolo che gli uomini della Polizia di Stato, lo ricordava prima anche il Capo della Polizia, il Prefetto Pansa, non è, molti erano volontari, ma sono arrivati lì con le mani nude ad aiutare questi cittadini a sgomberare, abbiamo visto il primo rapporto, a sgomberare le strade. Ebbene, varrebbe anche la pena però di ricordare una persona che ho visto qui tra il pubblico, che è il dottor Fabbri, Mario Fabbri. Allora aveva 30 anni, una trentina d'anni, giusto? Ed è stato il magistrato che ha avuto il coraggio di andare contro i potenti. Io ho letto la sua storia. Lei ha avuto un grande coraggio ed è bene che lei sia ricordata la sua opera. Perché è facile parlare, Presidente Letta, come facciamo noi che siamo quasi coetanei dopo 50 anni di questa avventura, però in quegli anni aprire un fascicolo, peraltro per una partita, vorrei ricordarlo a tutti, che si è chiusa a 15 giorni dalla prescrizione, perché è durata decenni questa partita nella magistratura, e si è tentato, è evidente, in tutte le maniere di fare in modo che comunque non avesse mai a chiudersi in maniera negativa, magari per chi doveva pagare il conto poi alla fine. Devo dire che l'aver avuto anche una persona come lei, dottor Fabbri, che ha avuto il coraggio di prendere di petto, con non poche problematiche, da quel che so, tutta la partita, le fa onore. Chiudo, Presidente Letta, non con la lista della spesa, penso non sia l'occasione.
Del patto di stabilità parleremo in un'altra occasione, di questa provincia che ha un sacco di guai e devono essere risolti parleremo in un'altra occasione, ma dell'insegnamento, quell'insegnamento della quale parlava in maniera lungimirante Tina Merlì, il dissesto idrogeologico. Abbiamo il 14% della popolazione in Italia e in Veneto che vive in zone a rischio. Il dissesto idrogeologico peraltro pesa moltissimo nei bilanci dello Stato. Si calcola che 3 miliardi e mezzo all'anno siano comunque spese che noi cittadini affrontiamo per il tramite delle nostre tasse per non mettere in sicurezza i cittadini, ma per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico, le frane, le alluvioni, i terremoti, tutto quello che accade. In un paese che è bello ma è fragile. Noi abbiamo una partita che abbiamo conosciuto, io non avrei mai pensato di iniziare il mio mandato nel 2010 affrontando un'alluvione che ha interessato 223 comuni dei 581 in Veneto. La necessità di vedere messa in sicurezza la mia gente, i miei veneti, i 5 milioni di veneti, investendo 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io le chiedo di portare in Consiglio dei Ministri questa voce, che è quella che noi non abbiamo più bisogno di nastri d'asfalto. Le opere che abbiamo programmate, che stiamo facendo, che stiamo realizzando, che abbiamo realizzate ci sono sufficienti. Noi oggi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza la vita dei nostri cittadini. Abbiamo bisogno che si abbia il coraggio a livello nazionale di scegliere questa via. La via delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture idrauliche, la via della grande infrastrutturazione per mettere in sicurezza i cittadini. E di fare anche un ragionamento, permettetemi di dirlo, rispetto alle assicurazioni. Quando si incontrano i problemi delle catastrofi ci si sente deboli e inermi di fronte al fatto che in maniera mutualistica comunque si potrebbero prevedere se si riuscisse a mettere in piedi un'assicurazione a livello nazionale. È difficile spiegare ai cittadini che dopo la devastazione c'è il nulla. Questo è quello che tenevo a dire, a ricordare e a mutuare da quello che è accaduto al Vajont. Vajont poi ci dovrà anche insegnare che forse varrebbe la pena, e ci toglierei il forse, anche di mutuare esperienze internazionali che funzionano di più rispetto alla negoziazione e alla contrattazione con i territori per le opere pubbliche, soprattutto quelle opere che rischiano di devastare o di non ascoltare i cittadini, perché quest'opera è stata realizzata sopra la testa dei cittadini. Chiudo ricordando, si ricordava l'intervento della Polizia di Stato, ma varrebbe la pena di ricordare che forse la tragedia nella tragedia sta nel racconto dei superstiti. Quella sera c'era la partita che è stata ricordata prima nel primo intervento da un uomo della polizia, dal primo che è intervenuto, Tomassini, se non ricordo, Tomassi. Quella sera la partita ha portato i ragazzi qui in Longarone, televisori nelle case non ce n'erano, ma c'erano qui nei bar, quindi tutti i giovani sono venuti qui a vedere quella partita, la famosa Real Madrid-Glasgow, e chi vinceva andava in Coppa dei Campioni con l'Inter, e quei ragazzi hanno perso la vita quella sera. Ma c'è anche chi racconta che quella sera, risalendo la valle sul Longarone, c'erano forze di polizia, non le vostre, c'erano forze di polizia che comunque deviavano il traffico prima della tragedia. Quindi una tragedia di un monte che si muoveva e della popolazione non avvisata. Questo è quello che ci raccontano i superstiti. Vedo molte persone che dicono di sì. E anche questo serve, io penso, e sia doveroso ricordare che la sua presenza oggi serve a dire quello che ormai un po' tutti hanno detto, no? Venendo qui, le scuse. E questo è un territorio che non si è mai sentito dire scusateci, non è nostra responsabilità. Ma il fatto che qui lo Stato non ha mai fatto quello che avrebbe dovuto fare. Grazie.